Comeback. Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana. Buonasera da Stefano Graziosi. Oggi iniziamo la versione estiva del programma, sempre 2 volte a settimana, ma ridotto dalle 17:30 alle 18. L'ultima settimana, quella che insomma si è conclusa ieri, è stata una settimana abbastanza intensa per il presidente americano Donald Trump. In parte ne abbiamo già parlato venerdì scorso, quando abbiamo appunto dedicato la puntata ai primi 2 dibattiti elettorali a livello televisivo che hanno appunto caratterizzato il Partito Democratico, ma più specificamente per Trump è stato un fine settimana particolarmente intenso. Venerdì e sabato appunto dovuto presenziare al G20 che è stato organizzato dal premier giapponese Shinzo Abe ad Osaka, e invece domenica dal Giappone il presidente americano si è spostato in Corea, dove ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un in quello che è stato uno storico faccia a faccia, perché per la prima volta un presidente americano in carica è entrato all'interno, ha valicato i confini della Corea del Nord. Non era mai successo, o meglio, 2 ex presidenti lo avevano fatto, Bill Clinton e Jimmy Carter, negli anni passati, ma appunto quando avevano ormai lasciato l'incarico. Quindi si è trattato di un evento storico, ma questi 3 giorni, da venerdì a domenica, sono collegati da un fil rouge del momento in cui è abbastanza ovvio che il faccia a faccia con Kim Jong-un è stato anche in parte organizzato, preparato nell'ambito dello stesso G20. E quindi Trump come si è comportato innanzitutto nel corso del G20? Solitamente i mass media, sono abbastanza ostili verso questo presidente, dicono che Trump nel corso dei G20 commette un sacco di gaffe, che non si sa comportare, ma più in generale che adotterebbe un approccio politico tendenzialmente distruttivo, nel momento in cui questo è un presidente che ha sempre privilegiato un approccio bilaterale alla risoluzione delle questioni internazionali, tanto geopolitiche quanto commerciali. Quindi non ha mai apprezzato troppo, e questo è vero, le riunioni dei grandi, che lui considera appunto un esempio di inutile e poco produttivo multilateralismo. E però in questo G20 Trump dal suo punto di vista soprattutto qualche risultato sembra averlo portato a casa, o comunque ha gettato le basi a che determinati risultati possano essere conseguiti nel breve e medio termine. In particolare, rimanendo appunto ad Osaka, Trump, tra le altre cose, ha avuto la possibilità, di non dico di risolvere, ma appunto di muoversi positivamente su 2 linee, tra l'altro anche correlate. Innanzitutto, a margine del G20 ha avuto l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Era un incontro molto atteso, era stato annunciato settimane fa, un incontro molto atteso perché, come sapete, in questa trasmissione spesso ne parliamo. Trump, ha sempre auspicato una distensione nei confronti del Cremlino, una distensione che però
spesso e volentieri l'establishment di Washington ha raffrenato, ha ostacolato. E diciamo che questo incontro ha assunto già nell'attesa, un significato molto profondo, perché comunque in questo momento tra Stati Uniti e Russia i dossier divisivi non sono affatto pochi. Pensiamo al Venezuela, pensiamo all'Iran, pensiamo alla Siria, in parte ancora all'Ucraina, e quindi Trump sta cercando dal canto suo di accelerare i tempi e in un certo qual senso altresì di avviare finalmente un processo di distensione che negli scorsi mesi, negli scorsi 2 anni è stato spesso e volentieri ostacolato. Pensiamo soltanto all'inchiesta Russiagate, che è andata a fungere come una vera e propria spada di Damocle sul biondo capo del presidente per 2 anni, impedendogli appunto di tendere effettivamente la mano a Putin. Tra l'altro i due si erano visti l'ultima volta alla fine del 2018 a Buenos Aires. C'era stato, ricorderete, un summit molto più ampio ad Helsinki a luglio scorso, quindi quasi ormai un anno fa. Quel summit aveva quasi celebrato un disgelo, ma poi non se n'era più fatto nulla, perché Trump si era attirato moltissime critiche in patria, perché in quell'occasione aveva a sua volta criticato l'intelligence americana. Quindi diciamo che in questo nuovo vertice, in questo faccia a faccia, in questo incontro che c'è stato ad Osaka tra i due, un comunicato della Casa Bianca ha evidenziato che si siano appunto toccati temi spinosi come l'Iran e la Siria, che sono per l'appunto 2 storici alleati medio orientali del Cremlino, ma al di là delle singole questioni i due leader hanno manifestato una certa sintonia, anzi sono tornati a manifestare una certa sintonia. Non è un mistero che Trump e Putin, quantomeno a livello personale, si siano sempre piaciuti, si siano sempre trovati abbastanza simpatici, per così dire. E quindi tanto da parte della Casa Bianca quanto da parte del Cremlino sono stati emessi dei comunicati in cui si manifesta apprezzamento per questo incontro e si ritiene l'incontro come possibilmente foriero di un processo di distensione concreto nei prossimi mesi. È ovvio che rispetto ad alcuni mesi fa oggi la situazione su questo fronte è cambiata. È vero, come dicevo anche prima, che ci sono dei dossier divisivi sul tavolo tra il Cremlino e la Casa Bianca, però non bisogna dimenticare che l'inchiesta Russiagate, soprattutto per quanto riguardava l'accusa di collusione tra la campagna elettorale di Trump nel 2016 e la Russia, è crollata, è caduta, non se n'è più fatto nulla, è finita in un vicolo cieco. E poi anche a livello internazionale ad esempio quello che è successo in Ucraina la scorsa primavera è significativo. In Ucraina ne abbiamo anche parlato in questa trasmissione, si sono tenute le elezioni presidenziali ed è stato sconfitto il presidente uscente Petro Poroshenko, che era un falco antirusso. Quindi questo elemento anche favorisce, o meglio crea le condizioni a che il disgelo possa accadere. Poi è ovvio che questo non significa che accadrà, anche perché, ripetiamolo, dentro la stessa Casa Bianca c'è chi storce il naso, alla possibilità di una distensione, verso la possibilità di una distensione nei confronti di Vladimir Putin, a partire dal notorio falco, non solo il segretario di Stato Mike Pompeo, ma soprattutto il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. L'altro fronte che è stato molto significativo per Trump in questo G20, al di là appunto della Russia, è sicuramente stato il fronte cinese. C'era attesa anche appunto per l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, un'attesa anche maggiore rispetto alla faccia a faccia con Putin, perché lo sapete bene, sulla questione cinese aleggia con la guerra dei dazi tra Washington e Pechino, guerra dei dazi che nel corso soprattutto degli ultimi 2 mesi
diciamo così, appunto ha subito una nuova escalation molto forte, e ormai diciamo che tra pochi giorni la guerra dei dazi compie un anno, e quindi insomma si sta cercando di capire se entro quella data o poco più in là sarà possibile arrivare ad un accordo commerciale. In realtà poi ovviamente bisogna andare con i piedi di piombo, perché sicuramente c'è stata una sorta di disgelo tra Xi Jinping e Trump. Quindi Trump ha congelato le nuove tariffe che aveva ipotizzato, mentre dal canto suo Xi Jinping si è impegnato a ricominciare ad acquistare alcuni beni prodotti dagli americani, soprattutto prodotti agricoli. Questo è fondamentale per Trump, perché ha un elettorato agricolo che è in rivolta attualmente negli Stati Uniti, in territori come ad esempio l'Iowa, per i dazi soprattutto sulla soia. Detto questo, però, è anche vero che si può parlare di una tregua, le trattative commerciali riprendono, però ecco, parlare di una pace commerciale è eccessivo. Appunto, riprendono le trattative e bisognerà capire su che base queste stesse trattative avverranno e diciamo su che basi poi procederanno, perché ricordiamo, ecco perché vi invito ad andare sempre con i piedi di piombo, ricordiamo che fino a marzo 2019, inizio aprile 2019, insomma, sembrava che la pace commerciale tra Trump e Xi Jinping fosse a portata di mano. Poi tra aprile e maggio insomma, è riesplosa la conflittualità per tutta una serie di ragioni che adesso non stiamo qui a ricordare. Potrebbe difatti essere anche, come dire, una tregua strategica da entrambe le parti, perché comunque questo rasserenamento nel breve termine fa comodo tanto a Trump quanto a Xi Jinping. A Trump fa comodo soprattutto, lo citavo prima, per la questione agricola. Quindi Trump, ricordiamoci che per aiutare gli agricoltori statunitensi afflitti e colpiti dalla guerra dei dazi ha stanziato tanto nel 2018 quanto in questo 2019 numerosi fondi a livello pubblico attraverso il Ministero dell'Agricoltura, cosa che gli ha attirato anche le critiche di un certo mondo repubblicano, ultraliberista e avverso alla cultura del sussidio pubblico. Dall'altra parte anche Xi Jinping ha i suoi problemi, e questa tregua ha le sue convenienze per il presidente cinese. Non dimentichiamo che questa guerra dei dazi ha assestato un durissimo colpo all'economia cinese, soprattutto in termini di settore manifatturiero. La moneta cinese, lo yuan, ha perso diversi punti nel corso dello scorso maggio. Ci sono forti problemi di disoccupazione, questo è un punto per esempio su cui l'America è più forte in questo momento. Il tasso di disoccupazione americano, lo diciamo spesso, ad oggi è bassissimo, quello cinese sta aumentando proprio principalmente a causa della guerra dei dazi. Xi Jinping sa benissimo che questo è un fattore non solo socio-economico grave, è un fattore socio-economico grave che può avere delle ripercussioni negative anche a livello politico, e quindi è ovvio che il presidente cinese, stia cercando di tutelarsi. Quindi fronte russo e fronte cinese hanno rappresentato le questioni centrali per Trump in questo G20 di Osaka, ma non sono state le uniche. Il presidente americano si è anche incontrato con il premier indiano Narendra Modi, si è incontrato con quello giapponese Shinzo Abe, ha avuto anche un incontro con Jair Bolsonaro, i due vanno molto d'accordo. Trump ha detto che vuole andare a trovare Bolsonaro in Brasile. Ricordiamoci che Bolsonaro, da quando è entrato in carica dallo scorso gennaio, ha sterzato la sua politica commerciale e soprattutto politica estera in senso profondamente filo-americano. E poi c'è stato anche un incontro tra Trump e Angela Merkel. Lui ha detto che la Merkel è una donna fantastica,
sarcastica che ci va d'accordissimo, non si capiva bene se fosse serio o se stesse scherzando, visto che tra i due storicamente non corre buon sangue, soprattutto per due questioni che dividono appunto Stati Uniti e Germania in questo momento: la questione commerciale, soprattutto il surplus commerciale della Germania ai danni dell'economia americana, e poi le spese per l'alleanza atlantica. Donald Trump sostiene di fatti che la Germania non pagherebbe, non contribuirebbe dal punto di vista economico abbastanza alle spese della NATO. Dicevamo, Xi Jinping ha avuto anche un altro ruolo con ogni probabilità, non soltanto l'aspetto ovviamente commerciale della guerra dei dazi tra Pechino e Washington, ma anche il ruolo di mediatore tra Donald Trump e Kim Jong-un. Non a caso Kim Jong-un aveva ricevuto il presidente cinese a Pyongyang, in Corea del Nord, alcuni giorni fa, e secondo i ben informati avrebbe appunto chiesto a Xi Jinping quasi di farsi mediatore con la Casa Bianca, una mediazione che alla fine, diciamo, ha prodotto l'evento storico di cui parlavamo prima. Ieri nella nostra mattina italiana Trump si è recato nella zona demilitarizzata coreana. Non era la prima volta che accadesse, nel senso che altri presidenti americani si sono recati in quel luogo, ma nessuno ha mai incontrato in quel luogo un leader nordcoreano, e soprattutto, come vi dicevo all'inizio, nessun presidente in carica è mai entrato in territorio nordcoreano. Trump avrebbe fatto 20 passi oltre il confine con la Corea del Nord. Kim Jong-un e Donald Trump si sono sperticati in elogi reciproci. Trump ha addirittura invitato il leader nordcoreano alla Casa Bianca. Entrambe le parti si sono dette soddisfatte e hanno annunciato una ripresa delle trattative per la famosa questione della denuclearizzazione della penisola coreana. Ricorderete che questa distensione, queste trattative si erano incagliate lo scorso febbraio con il vertice che si era tenuto tra i due proprio ad Hanoi in Vietnam. Sono seguiti alcuni mesi di raffreddamento dei rapporti tra Pyongyang e Washington. Adesso questo raffreddamento sembrerebbe essere passato ed essersi trasformato in un rasserenamento. Anche in questo caso, come quando si parlava prima della Russia, bisognerà capire se Trump riuscirà a perseguire il suo obiettivo di disgelo, perché comunque, come nel caso della Russia, dentro la Casa Bianca e in generale nell'establishment di Washington c'è chi rema pesantemente contro a che gli Stati Uniti possano tendere una mano alla Corea del Nord. E nuovamente citiamo il solito consigliere per la sicurezza nazionale americano John Bolton, che in passato ha mostrato una certa avversione a questa possibilità, e addirittura, secondo non pochi analisti, l'anno scorso, nel 2018, cercò addirittura di far deragliare la possibilità di una distensione tra i due vecchi nemici. Quindi il tema sarà capire nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, anche ovviamente nei prossimi anni, se questo incontro indubitabilmente storico produrrà delle conseguenze concrete ed effettive a livello geopolitico. Questo ce lo dirà solo il tempo, così come solo il tempo ci dirà se nel processo di distensione generale e nel tentativo di arrivare ad una denuclearizzazione della penisola coreana entreranno in maniera più forte anche altri attori insieme agli Stati Uniti, come la Cina e la Russia. Non sarebbe del resto la prima volta, perché ci furono già nei primi anni 2000, all'epoca era Bush presidente americano, ci furono già delle trattative che videro appunto partecipare al tavolo dei negoziati insieme alla Corea del Nord anche la Corea del Sud, il Giappone, gli Stati Uniti, la Russia e per l'appunto la Cina.
Questo è quanto, e quindi il tema è appunto aspettare. I problemi sul tavolo restano sempre quelli. Il problema principale che Kim Jong-un e Donald Trump dovranno affrontare tra gli altri, perché ce ne sono diversi in realtà, però il tema principale è quello della denuclearizzazione. Che cosa si intende? Perché a livello generale tutte e due le parti si dicono favorevoli, ma poi quando si entra nel dettaglio non c'è accordo. Gli Stati Uniti vogliono uno smantellamento effettivo dell'arsenale nucleare di Kim. Dall'altra parte Kim su questo tema nicchia e vorrebbe prima delle controassicurazioni molto forti, a partire dall'eliminazione delle sanzioni americane che appunto pendono sul suo regime. Dall'altra parte Kim è piuttosto, come dire, riottoso, è piuttosto scettico, non vuole abbandonare del tutto l'arma nucleare, perché lui ragiona in termini, diciamo così, di guerra fredda, e quindi per lui l'arma nucleare costituisce un deterrente. Chi lo conosce bene, secondo i ben informati, il leader nordcoreano avrebbe una profonda paura di fare la fine di Saddam Hussein sostanzialmente, quindi è molto difficile che diciamo così appunto rinunci all'arma nucleare. Poi ovvio che Kim dalla sua ha un fattore, cioè non è il suo regime isolato come sovente si dice, ha alle spalle la Cina e in parte anche la Russia, però diciamo ha necessità da parte sua di una contrassicurazione. Trump sul suo lato ha necessità sicuramente di un successo in politica estera da usare in campagna elettorale. Come sapete si sta qua, tra un po' si vota in America nel 2020, però ecco un successo che sia costituito sì da un accordo magari con la Corea del Nord, ma non da un accordo a tutti i costi. Del resto Trump ha già mostrato a febbraio scorso, dicevo prima al vertice di Hanoi, di non volere un accordo a tutti i costi, un accordo che potrebbe poi rivelarsi svantaggioso tanto per l'America quanto per il mondo intero. Quindi bisognerà arrivare in un certo qual senso sicuramente ad una mediazione, ma anche ad un atteggiamento, ad una postura, come dire, guardinga tra virgolette, perché comunque la Corea del Nord talvolta in passato non si è mostrata il massimo dell'affidabilità. Bill Clinton nel 1994 era arrivato ad un accordo con i nordcoreani sulla carta molto vantaggioso per limitare o iniziare comunque a limitare il loro programma nucleare, ma poi per tutta una serie di vicissitudini quell'accordo di fatto rimase lettera morta. Quindi Trump deve assolutamente evitare un simile scenario, uno scenario che appunto caratterizzò pericolosamente la presidenza Clinton. Deve arrivare a un accordo effettivo che non sia, come dire, suscettibile di una mancanza, come dire, di garanzie, ecco, da parte di un regime che fino a qualche mese fa gli era ostile e che adesso sembrerebbe in un certo qual modo più portato ad un atteggiamento distensivo nell'ottica, forse, diciamo sempre forse, di un superamento graduale ma comunque definitivo della guerra fredda. Proprio l'idea di lasciarsi alle spalle la guerra fredda è in un certo qual modo la cifra essenziale, come spesso ripetiamo in questa trasmissione, della politica estera di Donald Trump. Il punto sarà capire se questa politica estera sarà in grado di perseguirla, di continuare a perseguirla Trump, nonostante ovviamente gli ostacoli esterni, ma soprattutto nonostante gli ostacoli interni che risiedono nella stessa Washington. Io per questa sera vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Cercheremo appunto di analizzare, tra le altre cose, man mano che il mese prosegue, la corsa dei democratici dall'altra parte, democratici che hanno accusato fortemente Donald Trump ieri, tra l'altro, per il disgelo con Kim Jong-un, ma insomma vedremo come la campagna elettorale per la nomination
Action Democratica si evolverà nelle prossime settimane. Saluto Roberto alla regia e vi auguro una buona serata. Come back. And in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con